Benvenuti amici sportivi, Claudio Costanzo allo stadio Giovanni Celeste vi racconterà dell'11ª giornata del campionato di prima categoria siciliana Girone B. Ad affrontarsi quest'oggi l'Atletico Messina e l'FC Paternese, padroni di casa. A quota 12 punti reduci dallo 0-0 in casa del russo Sebastiano Calcio, e sono vogliosi di tornare alla vittoria in casa proprio al Celeste. Formazione obbligata del mister Caruso con Di Stefano e torna in linea difensiva a completarla Bonsignore Cucinotte e Lo Nostro, classico rombo a centrocampo con Calapai, Carte, Nicocia, Bonanno dietro le punte, Pagliaro e La Valle quest'oggi. Fino all'ultimo sono rimasti in dubbio La Valle e Calarco, arbiterà l'incontro di La Rosa di Barcellona. Capolista paternese che giunge quest'oggi a Giovanni Celeste con 23 punti in classifica, frutto di 7 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. Reduci dall'ottima vittoria in casa per 1-0 sul Fiumefreddo che gli è balza a testa della classifica, complice anche la contemporanea debacle della Libertas Real Aci in quel di Piedimonte. Vediamo qui come al solito con l'ausilio delle nostre immagini, delle nostre grafiche, tutti i protagonisti di questa giornata. Si stringono la mano qui i due capitani, si stringono a cerchio invece i ragazzi mister Caruso. Ancora un minuto di silenzio per onorare le vittime dello Sciapoense e poi si potrà cominciare con l'Atletico Messina. Il completino bianco-azzurro e giocherà questo primo pallone a destra verso sinistra e post video schermo sarà Gatti a cercare di avviare la manovra. Ancora Gatti per Di Stefano, mette dentro subito per La Valle che si coordina, attraversa clamorosa dopo appena 4 minuti di gioco. Ha avuto l'occasione per sbloccare il risultato Agostino La Valle, l'ex Camaro, si coordina perfettamente alla sua maniera, solo la sfortuna a negargli la gioia del gol. Quindi così va a cercare Pagliaro, la palla resta lì ancora una volta per La Valle, questa volta il silenzio sul destro e termina largo alla destra della porta difesa da Arbizzone. Atletico Messina che ora sta premendo forte e ci prova ancora Gatti. Dell'Etario anche il suo tentativo. Biancazzurri in costante proiezione offensiva e qui con Bonanno cerca Di Stefano tutto solo sul secondo palo, ci prova il classe 99 con questo tuffo a volo d'angelo, è debole il suo tentativo. Avrà anche una buona occasione con questo calcio di munizione affidato alla Valle che calcia alto, non impensierisce Arbizzone, però a farsi vedere all'altro lato la Paternese con questo velleitario tentativo prima dell'Arachiri di La Fauci che qui cerca il rinvio, liscia il pallone, lo lascia lì per Virgil Lilo, ma poi è attento a chiudere la porta e a chiedere immediatamente scusa ai compagni. Vibrante primo tempo che qui ancora una volta con Pagliaro può accendersi ma strozza un po' il tiro l'ex Ledoiani. Qui ci prova anche la Paternese all'altro lato con Condorelli, molti tiri alla distanza, poche trame di gioco fin qui. L'ultima occasione per l'Atletico Messina per questo colpo di testa di Cucinotta e poi terminerà così la prima frazione di gioco. Squadre a riposo di un risultato di 0-0. Atletico Messina ha condotto la partita per la prima mezz'ora, Paternese che ha provato a uscire alla distanza. Vediamo se le mosse dei due allenatori potranno sbloccare la partita. Intanto qui i nostri protagonisti tornano già in campo. Potremo passare con l'ausilio delle nostre immagini per raccontarvi della seconda frazione di gioco che comincia con Di Stefano che appoggia per Pagliaro, si accentra, prova col mancino, ancora una volta largo il suo tentativo. Dall'altro lato ci prova la Paternese con questa spizzata di testa ma chiude perfettamente Bonsignore. Qui La Valle libera Bonanno che aspetta il rimorchio di Stefano, gli serve il pallone, è un po' lungo, lo manda sul fondo, Di Stefano dà uno sguardo in mezzo, poi prova a mettere la sfera che termina larga. Prova opaca del classe 99 in prestito del Città di Messina fin qui. Paternese qui all'occasione per involarsi in porta, pescato in posizione di offside con Dorelli, smentito dalle nostre videocamere il signor La Rosa. Qui Gatti appoggia per Pagliaro, vede Lo Nostro tutto solo a sinistra, prova a calciare di prima, cicca il pallone che termina largo della porta difesa da Arbizzone. Paternese ci proverà allora con questo calcio in posizione affidato al solito con Dorelli, il suo mancino è debole, La Fauci controlla la sfera, andare sul fondo. Qui Gennaro prova a mettere questa sfera in mezzo, La Fauci esce dalla porta, la palla resta lì per Longhitano che fa correre un brivido sulla schiena di La Fauci. Il primo cambio intanto per mister Caruso, entra Calarco, esce Pagliaro, non cambia nulla in campo, un attaccante per un altro, Calarco prova subito a farsi vedere con questo tiro di punta che termina largo anche il suo tentativo. Entra anche Murdaca, gli fa spazio il capitano Tiziano Bonanno, al suo posto Galletta dovrà arretrare sulla linea di difensori Carti, proprio Carti qui appoggia il pallone a Nicocia, lo perde ingenuamente Carti che è costretto a atterrare l'avversario, si beccherà un cartellino rosso e lascerà i suoi compagni in 10 per questi ultimi 10 minuti di gara. Da rivedere la posizione dell'attaccante della Paternese
Al momento dell'assist che ancora una volta ci prova Condorelli col mancino, sulla posizione seguente si fa trovare presente la Pauci, esce intanto l'arcobaleno celeste, ma non fioccano le emozioni, qui Nicosia mette dentro questo pallone per Cucinotto che prova a fare da torre, Calatto non ci arriva e Ardizzone con Giulni può allontanare. Ultima occasione con la Valle, prova a inseguire questo pallone, atterra un avversario, dice qualche parola di troppo al direttore di gara La Rosa e allora Enrico Messina terminerà la gara addirittura in 9, piove sul bagnato per i ragazzi del presidente Baldario. Paternese che invece l'ha trovato qui e quest'ultima occasione, questo con lei Condorelli messo in mezzo per Paternò che appoggia in rete, viene ravvisato fallo dal direttore di gara, carica sul portiere, più che dubbia, come possiamo rivedere grazie alle nostre immagini, e allora terminerà così una partita molto strana. Enrico Messina che si dovrà accontentare di un altro punto, terzo pareggio consecutivo. Allora da Claudio Costanzo non resta che darvi appuntamento alla prossima giornata, sarà in casa del Pompei. Dalla Wisport è tutto, vi ringraziamo, alla prossima, sfondate il tasto mi piace.